e il 16 di agosto, caghiera saudor de mosto, tutti alla fiera de Valiera, che non la sei in riviera, ma te la trovi in campagna, dove ben si vive e meglio se magna. Ricomincia da qui, da Valiera, il nostro viaggio alla scoperta di Adria, città delle meraviglie. Questa volta questa serie di documentari sarà dedicata alle frazioni di Adria. Spesso siamo abituati a considerare poco i paesini o i piccoli borghi che sono al di fuori dei centri abitati, dei centri storici, però questi conservano ancora tradizioni e storie molto importanti. Le frazioni di Adria hanno ancora tanto da raccontare. Valiera, come altre località del territorio, ha uno stretto legame con Venezia e la sua nobiltà. Lo stesso nome della frazione, chiamata così già dal 1600, ricorda la nobile famiglia Valier, proprietaria di vasti territori polesani. Il 16 agosto di ogni anno i cittadini di Valiera danno prova della loro devozione a San Rocco. Durante la famosa sagra, che viene addirittura celebrata dal 1700, la statua di San Rocco, che leggenda vuole essere stata trovata nell'argine qui vicino, viene trasportata lungo le vie di tutta la città. L'albero della cuccagna, la corsa con i sacchi e tanti altri giochi, e tutti avevano un cordoncino colorato al polso per ricordare il filo del saio del santo e chiedere la sua grazia. E questa tradizione continua tuttora. Era un tocco che non tornavo al paese dove sonà, e quando che l'ho fatto mi sono emozionato. Il campanile e si vede da distante, e lì te capissi quanto è importante, e pena terribili vicin, te incorsi che il pende sempre un stantenin, in te la piazza dove adesso che sei la posta, assieme te alla caretta, con la giuria de donne e uomini composta. I votava il carro de carnevale più bello, con sempre qualche dun che dicea «No, non sei quello». Fu Francesco Antonio Bocchi, il più grande conoscitore di Adria e del Polesine vissuto nell'Ottocento, a darci un'indicazione della storia di Baricetta, chiamata un tempo Barizetus o Berizetus o Valle Barizetta. L'origine del nome invece è legata al termine Barros in lingua gallica. Baricetta compare già nel 400. È interessante pensare che da Barros derivino i termini veneti Baro, Sbaro e Barena. Effettivamente questo territorio divenne nucleo abitato e coltivato solamente dopo il Settecento, con le bonifiche dei conti Grassi-Tornielli, che si dice fecero costruire anche un imponente edificio progettato addirittura dal Palladio. La villa è un imponente edificio costruito nei primi anni del 1700, mentre il territorio era in fase di bonifica. L'edificio sorse al posto di una precedente struttura rurale, un cason di valle. La villa rappresenta un po' la storia di questa frazione. È davvero imponente. Un corpo centrale, 2 barchesse, una cinta muraria e 4 torrette agli angoli. Dietro la villa, una torre colombara di 4 piani. Ci piace molto ascoltare i racconti di chi viveva in questi posti nel passato. Per esempio, ci hanno raccontato che negli anni 50 era tradizione costruire
carri allegorici sotto gli archi delle due barchesse. Tutti sappiamo quanto sia bello e importante il carnevale in tutto il territorio veneto e veneziano, ma a Baricetta l'importante carnevale vedeva scontrarsi le varie contrade in una parata di carri allegorici. La chiesa di Baricetta, costruita in onore di San Giuseppe, venne costruita nel 1868, ma fu consacrata soltanto il 12 dicembre del 1925. L'edificio in stile rinascimentale venne costruito per sopperire al crescente aumento della popolazione, arrivata da vari luoghi per contribuire alla bonifica delle terre. Ma perché proprio a San Giuseppe? Con l'aumento dei fedeli si rese necessario costruire un nuovo luogo di culto e un certo Giuseppe Cavallaro rese disponibile i suoi possedimenti. Fu così che per ringraziarlo decisero di intitolarla al suo santo omonimo. Una storia particolare lega due dipinti di gran pregio che troviamo all'interno di questa chiesa. Sono di Pietro Ricchi, chiamato il Lucchese, e li ha dipinti nel 600 e sono Cena in Emmaus e Discesa nel Limbo. Questi due dipinti erano un tempo nella chiesa o ex chiesa di San Giovanni a Padova, trasformata poi in ospedale. Questi due dipinti, ritenuti di poco valore, vennero venuti all'asta. Si pensò addirittura che questi dipinti nel corso del tempo fossero andati perduti, invece no, sono qui e custoditi gelosamente. L'esterno della chiesa è inconfondibile. Il campanile leggermente pendente è visibile già da lontano e su di un lato non è possibile non notare i segni delle mitragliate degli aerei alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Go pensà alla me gioventù, a quei che come mise andà via e a quei che non ghese più. Non so quando passerò ancora, ma per non farmi venire il magon, so sicuro che sarà solo un scampon.